Saluti a tutti su questa trasmissione Artistas seu girendi tutto a Sardegna, quando andai a cattai a Don Munzoro, tutti gli artistas della terra nostra. Oggi siamo arrivati a Seddori, in questa bidda vivi un artista, un cantatore, un poeta improvvisatore a Sarrepentina. E questa Seddori, come tutta questa zona, è terra di canto a Sarrepentina. Andavo a nessun maestro, Remo Rua, andavo a Domo Sua e cercavo di conoscere meglio su sarti e cosa sua, ma sarti de tutto sul luogo a onde si canta da Sarrepentina e a onde ascoltano questa tradizione in manna. Intendevo un po'. E su poeta già in noi mi sta rappettendo, devo essere troppo pregiato, adesso in noi a Domo del Remo Rua. Ciao Remo, sta cosa bella. Oh, su maestro Mannu di Sarrepentina, io so questionare di gustarti. No, ci sono maestro Mannu. So come se ne andai, Immagino tempo puoi invecchiarci da sempre, non do più tenni pressi, no, per carità. Entravo a intro, io su questa bella domo manna cadenesi, no, in Seddori. Dunque, sorremo, sta cosa bella, ben a Domo Tua, si conosce tant'anni e non siamo mai bene noi a Seddori a Domo Tua. Non mi ha stavato mai sonori del bene a Domo mia. No, poi ti devo ascoltare proprio su palco, quando hai verità, in trasmissioni, tanti portas che si sono connotti e attopiamo su trasmissioni, già è mera, adesso sono scanto 30 anni a oggi, e forse 35 e tutto. E poi da lui, quando è che hai cominciato a cantare in palco, a improvvisare con quest'arte bella di Sarrepentina? Questo via in palco con gli altri poetas, nareusos poeta manos. Bessi dopo che italianizzata questa cosa narendo i Santenauso. I poetas improvvisatori di Sarrepentina, che in anni 80 fanno bene su e mi hanno. Dunque, e ti ricordi con chi via, con chi hai esordio tu? In palco? In palco ho esordio con Gabriele Villi e Pallò e Vinio. Bene. Però tu hai cominciato un palco in 80, dunque spunti già 40 anni, si può dire. Sì. Ma questo dono della poesia improvvisata a Sarrepentina, quando è che ti sei accattato di tenere questa possibilità di manna, di improvvisare? Questa è una storia beccia che Deo manco tu potevi comprendere, manco tu potevi immaginare che il risultato è ci. Poi ti devi ciocchire, Deo, dipendendo da una famiglia meta modesta, mi toccava essere in campagna, già esempio con i suoi bestiami. E mi monticello su de Futei, che adesso Futeresu, si vede di Asovengui, si vede tutto spianure che due punti prima allora comuni, a trigo, a fa prisuccia scintilla. E prima si usava, non come te noi, a gattare su diserbanti noi. Ah no? Prima marranta. E devo cantare, e via so, con i suoi bestiami, come cantare. Ma da volta si firmante, si accostante a San Marco, si firmante per ascoltare a me. Ma non ti comprendi questa importanza che poteva essere narrando con qualcosa. Prima tra la vita nessuno si è accattato che devo cantare, che sciria cantare, e manco deve essere tutto puro. Poi è successo che frate mio, questa classe su 43, quando dobbiamo andare a tirare questa leva, hanno Remo, si rascanta le femmine, perché ci fu questa moda di andare a cantare, a fare questa serenata alle femmine. Ma questo che dobbiamo partire sordaus oppure possanno? Poi esatto pure, poco quanto pure che si è aggregata, dato che noi fossimo cantatori e su fisarmonicista, ecco. si è aggregata una metà canto questa femmina. E dunque da lui andava in giro a cantare femmine. Entra una notte e ne ha cantato 72. 72? E praticamente hai fatto pizza da Sumengiano, no? Sì, io ho fatto già i pizza da Sumengiano.
Ma in si usa a mera questa cosa, poi E ci via di moda, si è andato a cantare femmine pure quando in Cungianta, dopo in Cungiao su Trigo per esempio, che fosse questa cosa più importante per il messaggio, che sabida fosse un pruso tesinante messaggio, si è andato a cantare femmine dopo su pranzo, vedendo un bello pranzo, poi sai, che brillo su vino buono. Certo. E a suonato andando a cantare femmine. Bella questa tradizione. Fui ad una moda. Questa cosa non si usa più, perché prima a tenore va di antaici, prima canta mera in tutta Sardegna is femmina. C'anti dentao me non sedori de dovai e a cantare femmine. Poi sa festa del borgo antico. Ah, sì. Benente, due allievi e devo disfadia compagnia, insomma, Certo. per acabare di stradare. E Mimmo accompagnata come fisarmonicista, figlio mio. E mi che biga, è già 2 anni che non è tornato a fare. Antes scarascendo di questo. Spero di no, spero di no. E a proposito di allievi, di scienti, ma tu già in Sandus, meda Sandus a oggi, hai aperto una scuola, poi imparai ai giovani a cantare a Sarrepentina, tu e Fisio Caddeo, mi pare che impari e fatto questa, e donato questa possibilità ai giovani di conosci come si forma su verso, è un'arte di adero difficile questa che tu canta. Occidente di noi subito che non esiste tua scuola, poi vai su canta Sarrepentina. Noi per noi Deo e Fisio Caddeo si sono venuti a pari e ho pensato, dato che i cantatori manno su quanto già sparesi, su spariusi, già in moto su nariusu, appariamo noi su scetti e poi quando non ci sia un nodo, si repentina, ti viene vari, perché su chi si è cada, non fu di che non cantava per un nodo, fu di che sparesia da questo tipo di canto. Certo. Questo tu fai, questa passione, voti, su dono che dai. Io pensavo perché c'è anche un picciochetto che di preci a me, da ordinare picciochetto, ma quanto picciochetto da 40, 45, Piccioccusu. Insomma, piccioccusu. Che mancai dispiacere di 180 a cantare. Naturalmente, un po' di aiuto di si rivede, cosa che non succede a noi, a me e ai figli. Beh, poi tanto su pianta a me, i cantatori a Sarrepentina. Dunque se non ci via bisogno, non ci via questo problema. Ma non se tu si fa troppo noedo, può essere entrato su sbaraglio senza nessun aiuto. Certo, certo. Quante volte succede che stiano aici, come ti potevo essere noi su muni, ma mi do scoppia di callietta, le cose, no, ascolta se impara. Certo. E invece noi abbiamo pensato di si donare una mano e fare riposo a te 10 o 12 studenti, sì. Non si nare da scuola, vi ti ripeto, non si nare da scuola. Però ci hanno dato una pariga che non riesce a cantare in palco, poi denti un pochino di estro poetico, che non pensi questo estro poetico, non c'ha poi la passione che balla, perché ti puoi piace tutto su chiosi, ma non ci riesci a poi imparare una repentina. E dunque, insomma, questa possibilità di tu non attenti ad avere un maestro che ti accompagna, ma bosato e decidi invece di fare con i giovani o con i spicciocchi che devono gustarti questa possibilità. A proposito di gustarti, come si forma su verso di Sarrepentina? Comincia da Currentina, poi Sarrepentina, come te tecnicamente, come ti funziona? È in rima? Spiegaos, voi fate ascoltare anche una cosa che ha cantato lui, accompagnato del mimo, ma spiegasi tecnicamente come si forma su verso per cominciare a cantare Sarrepentina. Su verso si forma si narra la forma di Currentina,
che si tira di me da scaso, si tira sa strofa, si inizio, si incarrero e così. Però sempre in rima, dopo si va ia, oi, fino a sacando un dinesi. Ah, Fino a sacando un dinesi in rima. Che o secondo questo argomento che votas, fino a quando acaba questo argomento, oppure che stai incarrerando questa gara, che questa correntina si fa da 5 carrere proprio da questa gara. Poi saludai, saluta il comitato, saluta la vita, saluta se si appassionato che due punti già eserciti sono cui, certo. avanti può ascoltare. E poi, questo ne potevo sacare una, dipende dai cantatori che si usa su questo palco, che si usano due, non ti fai uno a Deo e uno al suo collega, e poi sa repentina. Ecco, con Sarrepentina invece ti Con succede. sa repentina è sempre a rima baciata, sa che va su Deo è ritrogata, sa che va in timeda s'altro Sì? è riepilogata, che io Ah. adesso tornerei a passare tutto su che ha Su stereo versus, prima. dessa sterrina. Esatto. Ma Allora, commenti, commentendi de su minzo oppure seguendo su verso, No, come no, funziona? avarrendo in Sarrepentina, non torrendo a sa correntina. Ah, non torrendo Sa a Sa correntina da Rosa Fai quando sta acabata a Ah, Sarrepentina. ecco. Acaba su Repentina, da Rosa Fai un arro cucina sempre a strofa e si narra sa correntina. Poi serrai l'intervento che ha fatto. Certo, certo. Ma generalmente il subalco come ti sei, in due o in tre? Come sa gara Sa gara può essere più bella e più stendi a Nareuso è bella in tresi. in tre? Però noi sa maggior parte di questa carriera nostra, in 40 anni che ho fatto questo mestiere, deve essere collega a Deo, ne ho fatto meda, sa maggior parte che ho fatto è a Duso. A due. Tu è fisico a Deo. Deo è I fisico a due Deo. poetas mannus o improvvisatori. Noi, schizzoso barroso, se un noso ci funti giovani, che funti in carrerendo, avanti con qua gara lavoro, funti cominciando a fare con qua gara lavoro, e promettete bene pure che ho. Ma in palco vosotros in rima si sfuttesi su un satro come in testa quando sei Sì, e guai che non ci avessi così. Ah no, poi il pubblico piace di una cosa Beh, al H. suo pubblico piace così. E ti piace così. E il tema se invece siccome ti ci arrivai a portare un tema in palco, Non è che o c'è- più temas. Non è che ci arribauso, noi non ci arribauso. Ischi si ponti su tema questo e tutto, funti su discorso che depiti fai, i poetas hanno detto lungo del suo capitano Castello. Certo, certo. A noi invece è a sotto a vista puro, si cantava, che improvvisata da sana Certo. pianta tutto, si dovesse su commentato. Certo, cioè, con suo cappello, su bonette. No, su vedevo se s'esordio, si narra s'esordio, una correntina, ciascuno, poi una repentina, poi accade un'altra repentina, due o tre, un'oretta di canto, Sì. finché si faceva le 11, che incarregava su 10, finché si faceva le 11, da tirare con s'esordio. Poi si sezioso potrà esuito, poco, perché questo Certo. canto nostro, è uscito, è un pochettino faticoso. Certo. E in questo frangente due punti che funta ascoltando su pubblico, Sì. chi si intende de poetas, de temas, non ti intendi de gruas e de gotas. E sa scomitato che risulta di essere già sempre giovanello, domanda a te chi è che dona questo tema. Ah, ecco. Tu scrivi, due biglietti che vanno un duso e tre biglietti che vanno un tresi. Ed ognuno di piscaduno. C'è da tanto su capello mio, questo è del solito, vuoi sempre sì. questo capello. Su cosa che si chiama sul look del Remo Ru ormai è cosa Sì. cappello. E ognuno su che ti toccava, hanno indicato il biglietto, su che ti toccava cantare. Infatti dentro la fotografia, mi ha regalato Marco Luzzo,
Chi stiamo cantando e poi su ideici. Ah, questa è la piena mo. Questa bella fotografia. Guspini. Massimo Pinna da montata in questa regionale che si offendi, poi da questa trasmissione a registrare. Dunque, se Massimo si va a bere questa fotografia che si A Guspini va a cantando. Guspini. E si è donato da Demma che fa 13, fu di zio Gabrielli, Deo e Efisio. E si è donato su 1, su 2 e su 3. A me mi fu toccato su 1 e quindi quando via cantando ho fatto 10. Ma in tutto, vabbè, da stessi fatto non si può dimenticare e gara sa Sarrepentina che ha fatto tu. Ma un tema che è pragiumeta, che ancora da ricorda, sai, ti ha scantato, che ti ha donato soddisfazione, quali è stato? Un tema particolare, che in Bessia sa dire che via sta in forma di Bessio, di una cosa troppo bella, che tu è tutta snao. Questa è una gara che mi piace a me. Noi non siamo buoni quando da sapere a fuori, sapete, che non avessi un bello scanto di cose che non ti piace. Poi No, che punti piace a tui, proprio a tui e tutto. Una gara di un numerica, ecco, questa mi dà ricordo, poi ti via bella, mi vestio di nai fueddus bellus, una gara che mi vestia bene. una che ho cantato a Barateli San Pietro, Ah. che a suo tempo si è donato sa femmina, Ah. metà di assumo e metà da satro, cioè sa femmina prezzita. E come te questa femmina Sa prezzina? femmina prezzita è come ti mai? Che è da prezzi in mese, so che ti tocca da Susu, so che ti tocca da Susu dai cose naga, da conca, da coro e tutto. So che ti tocca da Potabascio dove non ti scambia, si cammina e altro servizio che doiadi, capito? Sento da no, sa femmina prezzita. Questa è una cosa Questa strana, è metà bella. in su e sta metà in basso. A tu che arrivi a toccare, sta lì. A me sta metà di Susu. Ah, beh, sa come, dunque, attenti un modo. E Ma mi piace a me che si fa divertirsi, non si tutto cantando. Proprio si fa divertirsi. tu hai scritto dei Baratti di San Pietro, Santo Verdu, ma in questa zona, della provincia di Oristanisi, in Terralba, mi piace contenti che proprio un Gunisi forse è cominciato questo movimento di improvvisazione a Sarrepentina. Questa cosa che vai di spanto, deposato su improvvisatori, di gustarti di tradizioni orali, che esti, posato non tenei tempo di pensare, cioè tu andi a cantare e devi improvvisare in rima, è una cosa che di adesso pochini non è abituato, devo quando ti ascolto, ma a tu sempre di adesso spantato, ti caso con incanto, poi è una cosa troppo bella, viene una cosa aici. Ecco poi te rispondo sicuro, sicuro, sicuro. Poi te che so che andavo tu, andavo a degustarti. Non è un atti, non è un arte su cantai. No. Su cantai, intendiamoci. Cantai aici. Qualcuno c'ha da per sicuro di voi in italiano. Degustarti? Non è arte. Su poeta improvvisatori tieni il dono che ti ha regalato mamma natura. Ah, ecco. È un dono proprio. Sì, ma è appunto, Non esiste di quanto mi può succedere questo all'inizio della sua carriera. Sicuramente che cantiamo me da buona verità. Non fui contento di Deo e tutta volta. E mi pare che mi serviva da studio. Mi pare che mi serviva da essere preso lì house, lì giù, lì. Ti ricorda, sì, Sara, mi ricorda me da queste cose. Però non fui contento, non fui, mi fui accattato con due amici giornalisti. E dopo come ti potevi fare, poi intraprendi lo studio, mi ho preparato per mi fare un po' di cultura, perché mi pare che chi tenia un po' di cultura e fosse verità, ma non da tenia sta. E possiamo dare chi tenia, fu dopo che se dopo questo giornalista
Andavo due, o si parla il re morru, ma andavo questo tipo. Dopo un anno che ci dava Dio via parlare il re morru. E sanno, parlare, non ti puoi stare ancora di studiare. Che tu è un dono naturale che hai, non ti serve questo studio. Infatti c'è poetas che non tenen niente studio e funti ancora non di sport ancora oggi. Certo, poi ti contai queste cose che appunto proposato, questi, come ti narra tu, un dono che la natura si ha È un fatto, dono. e contai queste cose che non è lì giù in libro, o non si imparava in scuola, ma che vanti parte della sua vita, della sua Esatto, conoscenza, esatto. del suo Una volta pensamento vado a umano cadenese. Serdiana, a Serdiana de causa acabava la gara, ne vado accostato sopredi, e si fu informandosi di noi, il studio teniamo e come in accavadiamo, andai tutto su che ho. Certo, Siento donato tema storico, in sa storia c'è un po' di cao, tutto su pacchetto su bagaglio che votiamo, certo, cosa nostra, quando ho cantato sa vita su santo, che Dio ligia naturalmente, certo, devo cantare meglio dei predicatori, certo. ah no, ma come ti fate sentire queste cose? Beh, purtroppo noi ci da fare. Certo. Ma non c'è di andare questa cosa, ma da scantare in questo modo, in Da rima, scantare, e repentinamente come ti devi valeva. saperà in rima, in tema, in metrica e a ritmo. Certo. 4 cose, fonte. E c'è pago. No, E c'è pago. Remu, fermo giustamente di questa cosa di Terrava, che mi ha tu e tutto che in 800, forse la prima metà circa, del 800, non... comenzavo questo movimento di canto a Eccia Repentina, mancai in sbarraccas, in festas, a fuori di Certo, discrete, certo. poi a noi saperirari bene, non lo potevo nai, ma denguni si è cominciato tutto, e dunque però, così che mi voglio dire, quando è stato un momento più importante in festa, a onde ci via, a onde non poteva mancare su cantatori a Sarrepentina, cioè, quali anni sfiera? Se hanno tu su dei 80, su 90, su 2000, o prima ancora, negli anni 50, negli anni 30, quali è il periodo più Con me la bello vostro canto a probabilità di Sarrepentina? piantare i primi anni, sugli anni 30, poi che succedeva che diventa, poi che ha avuto una novità di pure, fu nascere questa cosa e sicuramente c'è da... però sul modo di aziare in su palco è venuto bruttato a sul momento di Peppino Ghiai, questo su Peppino Ghiai conta su Marco su pacchetto religioso e su che intendevo su raccontare di scraparissu che aveva uno dei meglio Mhm. Nido io l'altro pure fare marca fonte 12 o 13 cantatori si repentina me di questa vita non mi posso ricordare tutto perché Certo, Rosa certo. Ngudai. Io sono acuto a cantare in palco, tant'è vero che cantava qua a Raimondo Comunuccia. A Raimondo Comunuccia è nativo dei Sedori e è bivio a San Massi, che tenia tu figlio Preti e suo figlio via Preti a San Massi. È cantante meda con San Raimondo Peppino Ghiai. Insomma, Peppino Ghiai e Raimondo Comunuccia fanno i dusi cantanti di Bruce. Questa cosa che mi interessava proprio via Custa, cioè scegli il tuo movimento, ma in moi come testi questa situazione del suo canto a Sarrepentina? Cioè organizzando ancora in sbiddas queste garas o funzi sempre lo spago secondo tu? Come testi questa situazione? E moi che deve essere sincero, i garas funti pagos. Pagos, no? Funti pagos voi che c'ha di diversivo su meda. Non so, sa televisione, i telefonini, i su studios, i su sportos. Per esempio, Piccioccheddo, il luogo dove gai sa cadere come ti fa di io quando fai Piccioccheddo Certo. e fu bene Peppino Ghiai a cantare, a fottei, mi via piccato sa cadere
e mi piaceva a so un pari con gli altri Certo. umani, ad ascoltare i poeti. E Questa gli cosa è amici buona. miei si vanno giocando fuori da questi ambienti. Certo, E mo non fanno più questa cosa. certo, Dice. certo. Ma fu poi che tenia già su dono. certo. Infatti tu hai Non cominciato, intendia. quando mi scontavo, che quando si chiede sta su bestiame, tu Sì, piace sì, ballare sì, in a su santo, Piccioccheddu. a Piccioccheddu tu già hai cantato, e dunque se questo dono si accattavo subito dei dudenni. E dunque se mo fu sempre lo spago, però ci funti questo giovane, su mo che appunto cantenni, non canto picciocco, su ci funti che cantano ancora sa repentina, e noi in questa zona del suo Campidano, sa Marmilla, sa Trecento, e tutto quanto, ma in suo Campidano di Oristano è tutto, insomma c'è un movimento dei cantatori. C'è che in qua gara bessi di. E naturalmente adesso si review andare ancora deo pure con questa verità a cantare. Deu i spago garas che vão te besida fin se anno passato, das approvatas. Mhm, E moi vão te pros pagos un meda. certo, E moi vão te già in nullas. Nesse tua bariga sanno. Non è colpa dei spicciocchetti che non scinti cantare. certo, Spicciocchetti devo dire no, picciocchetti, Sì, perché sì, nel sì. confronto mio fonte picciocchetti. Questo su gigante, si impegnano ci davanti. Però c'è pago richiesta, non c'è. Toccherà a traballare un pacchetto di pruso, a far conoscere quest'arte, poi tu in arte resta un dono, ma è un dono, è un'arte, è una cosa che non tutti può identificare, ed è una cosa rara per la Sardegna, dunque è importante, è importante che questa gente, il comitato si organizza in festa sa gara. Prima di tutto i giovani che devono ascoltare, devono comprendere questa difficoltà di cadere in un poeta, di improvvisare in questo modo. Poi quando si comprende questa difficoltà che tiene un poeta di improvvisare in questa maniera, io penso che questa gente deve spantare proprio con grosità, si vuole ascoltare, può comprendere come ti potevi fare a fare questa cosa, questo canto di Ecce in questo modo. A proposito di questo canto, devo mi fai ascoltare, intanto perché mi fai piacere, tu sei stato ospiti mio tanti volte, sai, in Sardegna Canta, Sardegna in Festa, tutte queste trasmissioni che ho fatto in tutto questo 35 anni. E piccavo su una vesta di brazza e facevo ascoltare qualcosa improvvisata. Una cosa che a me fa piacere è che lui ogni tanto non me ne sta sempre, questa cosa a me mi ha fatto sempre troppo onore, è una cosa che mi piaceva troppo, che mi intendi nominato su voi e su palco, a me viene un onore di avere umano. E tu in questi ultimi 30 anni, 26, 27 anni, ti sei fatto accompagnare da Mimmo e dunque se non su Picao, su una delle tante partecipazioni che ha stento, accompagnato da figlio tu, da Mimmo Orru e ti ascoltavo. Se poi tornavo a regionare in noi in domo tua. Un ottaviuni e due poi mi presentai. Io e il figlio mio che magato accompagnavo. E cavossi di su sono canto de fai bogai. Oi de fai bogai. Oi de fai bogai. Si io via saludai con sa canta verda mia. Saludai si io via chi tu cesti noi. Che sostanto santanto e si tu spiego in canto. Sant'Antonio e su santo tu conosci in sa zona. Nasciu sta a Lisbona in terreno buono vasciu. Io a Lisbona e nasciu a de bondadi fu preno. E poi un buono terreno questo dono garantiu. E Fernando De Vitiu via sereno e brando. E De Vitiu Fernando prega da Gesù Maria. Tessata di Vitia capre non fu de bondadi. Tessa Vitti che da edadi ma chi è fava fuedda.
testa di pitti che da via indossa i vanno su e da te 15 anni su capo prenute bondati 15 anni di età e tu ripeto continuo para da Sant'Agostino e questo chi è giusto un'ara da Sant'Agostino para e su pronto si fu fatto. Dunque tornavo su a questa bella, questo bel apposento, no, c'è Savorre da Lutta, si sta bene, c'è troppo bascapuro, non sa bene, ma già andava bene, c'ha posto merallina, dunque andava bene. E io ascoltavo Remo cantando in una piazza, ma con la fisarmonica de Mimmo. Ho preso a presto Mimmo e poi chi è che ha accompagnato in questi 40 anni di gara? Qual è il fisarmonicista che ha accompagnato dei produttori? Sopra che mi ha accompagnato è stato Augusto Spada, buon'anima. Un altro poi Pietro Madao. Pietro Madao. E qualche altro anche, ma diciamo restava lì a poche gare. Ci sono in italiano, ma è sul serio? Su Rusu, a volte c'è Pietro Bisi, se uso contaminato. C'è abituato a questione in italiano. Ma sicuramente noi teniamo questo canale 172 su Casinata Eia, e i spettatori nostri sono troppo affezionati di Spraci Meda, e noi facciamo su programma San Sardo, questionavo delle cose a sardas in sardo, e questo è più bello puro. Ma vogliamo arrivare a un'altra cosa. Questa carriera cosa tua, andava bene, una carriera di 40 anni, tante soddisfazioni, registrazioni, poi tu hai fatto pure una cascita insando su Viantacuso, in nastro, no? Da far subire pure, e poi Massimo da Raffaele in primo piano, questa assa repentina è una cascita che attenta un successo umano, ma ricordo adesso non so quanto anni usai, ma devo presentata in televisione e tutto, e in noi ci vianta canto su che tu hai improvvisato o vianta canto su che hai scritto prima e poi tu hai cantato su una registrazione? No, tu hai cantato e poi tu hai scritto poi sul documento. Dunque, poi a me sempre avarravo questo pallino de prime memorie, mi realizzare un libro. E sul libro si prende con cantate, con canzoni scritte. O come te ho, ne tengo scritte che non si registrai, scritte e registrate. Ne tengo di ogni maniera, poi ripeto, materiale ne tengo. Ma a quell'epoca, ne tenia vago subito avuto all'inizio di questa carriera. Comprendo. E dunque, spero che tu questo disegno tu possa realizzare, fare il suo libro e mancai a pogna intro, registrazioni se tutto, beccia se che hai fatto, o di questa scheda ne un noso, non si scimma, mai, si possa giurare, c'è da giura, tu fai questo libro. Mancai con Marco Luzzu, visto che Marco Luzzu ha fatto, mi pare, di noi, si obiende una DVD, dunque sa questo pure un massimo moi da ponni in primo piano, studio della tradizione poetica estemporanea, dunque questa è una cosa che ha fatto questa provincia, e ci punti scantatori in mano, ci sei vosatros che hai fatto canto, se forse se spiegai, se impari a Marco Luzzu come te su canto custarti e questo dono che si ha donato a vita a vosatros. E ti ha donato soddisfazioni, vai gusto, ti piace? Meda, mi ha donato soddisfazione di uscire poeta. Poeta che se andato, ci fanno comune un riunione, e se andato in varie video a cantare, e cantiamo sbiccioccato da scuola. Bello questo. Comprendi? Bello questo. Si viene canta a scuola, ci viene la manna che denti, sempre in casa in ogni scuola, penso che sia. Certo. E tapannai che ha donato soddisfazione meda, un picciochetto intelligente dei pavilloni. E adesso è da terza elementare adesso. E non si può fare un mutetto da 3 spese. Ma dai. Proprio su mutetto che devo fare ogni giorno quando vi in gara può salutare.
Basta, mi venuta rosa, cosa, che ho sul scartoffia de Morigai, de che no, biria staita, fatto, disegnavo a me, a capello, no, grazie, È una bella soddisfazione. una soddisfazione manna. Invece su un'altra soddisfazione di avere un manna, ma manna mera, è cosa di questa famiglia, poi tu sei con io, devo tengo, questo DVD che penso che ci sia da questa festa di 50 anni su de matrimonio, dunque con Remo e Maria, contami di questa vita in pari a mulleri tua. Cosa ti contare questa vita nostra? No, beh, su pregio de vai Ti non 50 usciti che anni. vita mia quando sei cogliata tenia 17 anni. 17 anni. E toccava di presa anni su da e da onde tenia 24. Ah, In su 61, poi a ragioni diverse, devo lavorare, viviamo in un domo di famiglie matucas, e io pensavo di venire a pari. I battivedo si cogliamo. Su 1 ottobre su 61. sei cogliato in su 61, dunque, mamma mia. Accanto a vai 60 anni. Accanto ai 60 anni. Però visiteremo su una cosa, tu Maria tenia in Sandra 17 anni. 17. Quando mi sono cogliato in su 79 però, non va come innanzi, mullere mia tenia 16 e devo dire ne 19. Infatti devo dire una villa di 40 anni ne dimostra mancai 30 o 25, però tieni 40 anni, se dunque Dio pure ha fatto questa Ankara di Viciocchetto giovane. E hai fatto questa vesta manna, poi 50 anni, e tutto canto. E succede 10 ha fatto cose che fosse un matrimonio vero e proprio non si può fare. Certo, altro tempo, senza. Altro tempo non fa dire. A 50 anni, essendesi fatto parte ancora pure, l'unico socio fondatori di questo gruppo folcloristico, si venuti posto su una cosa pari, da capo 50 anni del Remo di fare questa festa, di fare tutto noso. E poi cercavo locali, ma ci fotografie e riprese che durante si messo. Più di 200 persone per il 50esimo. E poi quando si sono sposati, doveva dare 20 persone. Come te, me hai detto, tu hai fatto tutto un domo mia, iniziando su via da Icci. Remo, una cosa che, questo canto, che dà appunto tradizione orale, questa arte manna, questo dono, che si è fatto Deus, ha usato, su poeta, improvvisatori, in Sardegna, in quali luoghi questo canto sarrepentina da scurta in Sardegna? Voi è scelto in Campidano e Soristanesu o calinque una volta è scantato pure in altra zona della Sardegna a 11 punti altre tradizioni, si penso su canto a Ottadas in Logo d'Oro o altri cantos a Montetto Florio, eccetera. È cantato scelto in questa zona o altro luogo pure? Non si può dire la verità, io già esercitavo tutta la Sardegna. E scetti immenso che su non si usaziamo, però si arrivavo sul luogo proprio atteso dei noi. Desolo. A Desolo. Si andavo a Desolo. A Desolo c'è una tradizione manna del Montetto Florius sì. E dunque c'è improvvisazione. Apprezzavo pure, ma non mi da credia proprio che mi ingui ascoltando questa repentina di Aici. E via Deo e Fisio e Mimo si accompagnava sempre questa fisarmonica. E noi prima di questa gara facevamo sempre questa vacillata quando ci andavamo a cantare in cui. Noi due femmine da Sezias a Cantesena, non là, queste sono che bestie in televisione, Remorru, Podinai, a Desolo. Sì. Poi ci sono andato a suo circolo dei emigrati a Bologna, ci sono andato a Torino.
Dunque sei scantato fuori se tutto, E ho saltato sempre fuori per sardo sì, però, sì, poi sì. in noi tocca da comprendere, prima di tutto su sardo, poi se no Poi, sì, non si sì, può sì, sì, ma apprezzare me in con su chi guido, nadai, se uno non comprende con su chi sei nadende, certo, logicamente non può ricomprendere certo, certo, sa certo. poesia, non può ricomprendere quest'arte. A Savate di Oristesi, sopra il atto che ho fatto è baulato. Eh, Poi ho fatto Seneche, sopra usato a Savate così. Poi a Gustavati, Sinai, a Tortolì, Ah, a Tortolì sono andato. Oh, e appoggiai se ciao già tutto sa Sardegna. Savate Castello e ho cantato a Quarto Sant'Elena, Monastir, poi a Savate Bascio, Sillicqua, Decimo Puzzo, tengo insomma 500, tutto su Campidano. dopo ho fatto pure 500 gare. Più di 500 gare. Sì, signore. Mi ha fatto piacere che in 500 gare se ti sei ricordato di gusto di questa femmina che canduso siete uno dei temas che ti punti braccio No, ma c'è un altro pure di temas, e contami un altro un altro bello cose che è bellicetto. Poi cantai a Paolo Arbarei, a Sant'Agostino. Video su comitato, fui a Deo e Cardeo. Allora no, biglietterio, su due biglietterio, ponevo su solito capello, cosa certo. mia, sciaveravo su stemmas e due ligeus. Quando Deo ligio, fumo. E tutto da toccare. Bento. Bento e fumo. Tu in Aramì, e te podiamo andare in oso, essendo che non si studiato. Certo, certo. Perché hai studiato è più facile. Certo. Però passo passo io sono incanallato sa ragionamento. gara e deve essere una bella cosa. Dunque da su Bento Bento si revede vostri genai per me puro. Certo. Su Bento ci dire su fumo questa sigaretta. Sì. Su fumo vai danno, torna sempre questa sigaretta e quindi tutti spunti si può cantare. Adesso è grutte per le femmine bessi fumo e c'è una mistura di mitologia. Insomma, fu vestito caricetta, bellicetta. In Paoli Arbaregus. Paoli Arbaregus. Questi noi accanto, no? Sì, esta canta in cui. Questi noi accanto. Dopo una matrona. Tu hai una casa di Furtei, no? Eia? Ma a Furtei ha scantato mera, vago? A Furtei è una dei video che hanno riconosciuto un figlio emigrato. Dopo non sa verità. Questi stati a una dei video che ho cantato di Bruce. Sa Bruce che ho fatto a Varda. Decima Puzzo e si avvicina. Si avvicina. Si avvicina. Ho detto, voi siete in noi in piazzetta in sedori e che ho fatto su più di figlia mia, che sui piedi che ci fia pagora. E mi ha puntato un uomo tedesco strano e accostava, no, voi siete Rubero. Quando disse, non mi conosce tanto a me. De noi è sta pure, grazie. E io mi risponde, de si avvicina. Dopo una, si avvicina. Avessi cantato due volte. Dopo ho fatto 7-8 gare. No, non funti 7-8, no, funti 12. Questo da seguire, di avere tutto. Ma scriianta quando cantaste non lo so, non riuscivo. Poi pensando su si usa io a me quando ci vede poesia che qualcosa di Savarra c'è sti a ottava gente portata che si ponianta innanti si a su palco e scriianta in due o in tresi ognuno fa dia da un verso e poi sa venire variante di bureddu che ti si ricorda tanta certa battuta che fa di cantatori
Ma tu ti da ricordare pure le cose che hai cantato o no? Devo una verità, intanto è un lei che balli per i poeti improvvisatori. Sì. È un lei che balli, uno che improvvisa difficilmente ti puoi ricordare il traballo che ha fatto durante sa vita, sa carriera, insomma. È una cosa già appurata che stai ci. Però qualche cosa mi ricorda a puntata, se non che possa andare a risposto in questo modo, in quest'altro modo, in quest'altro modo. Tu che hai fatto 500 e più garas, centinaia di prazzas, c'è una prazza che tu gli stavi più cantai, ma non ti zerriamo. Accidenti, cioè, mi ha fatto piacere a cantare in Cunisi, ma non mi ha zerriamo. In voi tanti, dopo di onnai, insomma, sì, senso questa carriera di 40 anni, su 500, una che deve staturare a noi, poi mia adesso fragile, andare in Cunisi. Non tengo pregunce di Giunai. Non scendesti di vita, perché da Zeu si è tacciata già detto, figurati che io cantavo a San Vero Congiu, sì. Fonte 4 Domo, certo. per dire. Poi da noi è una vita, è una frazioncina. Sì. Eu cantavo a Cirras, tutto un mese fuori atroce pitico puro. Sì. Eu cantavo in ogni luogo, specialmente in sa provincia di Oristaisi, in cui è Sobrucchi io cantavo, a eccezione di questa vita mia e tutto, futei, e dopo no, già prima, certo, che ho fatto una bella scanto garas, Santo ospitavo sempre come te figlio, su là. Certo. E beh, c'è da mancare, insomma, nasce un Cunisi. Però Gariesti, non c'è una prazza che lui non ha fatto, non ha cantato e ti ha fatto piacere, no? No. Me lo sai. Dopo cantavo a Nuoro sul Redentore, ma a barra tua cantata sporadica. Certo. Poi andavo, lui ha 25.000 spettatori in suo campo sportivo. Mi pare che ci venga e tutto, tu scesi. Forse sì. Siamo questione di 30 anni, 35 anni a oggi e mi pare che chi fa mudeo che presentiamo questa manifestazione in Sandus, forse si già visto a Tobiao su un Gunis e tutto. Dunque, ora facciamo un'altra cosa, Remo. Siccome ti teniamo tanti materiali, cosa tua, tante registrazioni, se devo immannare, mo in Massimo Pinna, poniti una registrazione di un'altra prazza che hai fatto, di un'altra cosa che hai fatto, e la scurtavo su e poi tornavo a dopo due a regionale Spagupago e ci si saluta pure. Come ti ho detto io, Chissà repentina in zona Sapugotao, si tu prego decoro de mi da de pace tai, su chi beni de su chi noi è collocao, osia di infera si maria si bagniai, sagatti di Antoni perfettamente aggiudao, come te su coro sto accostumato a duregai, torri su movadio impressi tu sau, su messaggio su va storia chi tu vozza da aggiudai, ti dure canto e poni sa santa mao, io atterravo non danno dove esistido cai, ammira a tutto su chi schidanti pregao, e un vostro suceu cica de disallogai, e muy saludo a chi nima di invitao, fu dotta fiuni e tu pronto con mi presentai, mi saluta figlio mio caoi ma da accompagnao, spero altra volta pure e chi possa da accompagnai, bessa fisarmonicista e me da van mao, non arughi
bessata che su babai, poeta che su poeta che sempre di improvvisavo, dieta di vitica e costosi dovianai, sempre da su vesparco se mi canti collocao, sa poesia sarda deo chi posso bocai, e cadava tu in su coro in fondo allocao, mi auguro che giofono su pozza d'arribai, e un dia sa qualcuno che sia benedotto, poi t'addeo sempre e non posso avarrai, accanto i vodotto finza sa su gomitao, sicuro biei si me gutte mi inveciai, chi bivi un altro dante c'è ma pessi contentao, però dabbi un pesata e non si può di fai, e moi devi uso me d'andata mancao, e non fai ne manco a dusu ascolti vai, poi ta cantoni santa e ci comandavo, e chi altro sanno me lo su da vostra i cosai. Dunque, se torniamo su noi a regionai e acabbiamo poi questo Topio e Totto, ancora uno scanto 10 minuti e serramo su questa regione con Remo Rua, Domusua, con questa bella basca che c'è in noi, sa vorrei da lutta. Una cosa mi è da piacere domandare, tu che hai cantato tanti poeti, andassi in tendio, quando vi sta piccioccheddo, andassi con Sagaridedda, a tipo innanzi a su palco, ascoltai i poeti, i improvvisatori. Ma c'è un poeta che a tu è piaciuto più di tutti gli altri, un poeta che ha di mancare ispirato, e mi è da piacere diventare, quando vi sta piccioccheddo, bravo come Teguso, poi mancare si diventava pure bravo e tutto. Però se c'è un poeta che a tu t'ha incantato, che Sì, che queste generazioni prima di Sadua. C'è. È Gabriele Villi, Gabriele Vili che via da Santa Giusta. Ah, di Santa Giusta. Una volta va con suo Gabriele, Deo, Efisi e suo Gabriele. E fa cantando Serramanna. E mi fu toccato su tema di questionare di Dante. Ah, è un nuovo eterno di Aici. A me. Mi fu toccato questo tema. E io andavo, il luogo di destinare che Dante fu nascere a Firenze, che fu fiorentino, a Punaca fu da Venezia. Ah, Mi sa correggio, cantando e tutto, dopo fatto su chi fai da fare con Serpentina, certo. poi non è una cosa sbagliata, ma ti correggi tu e tutto, quindi questa autocritica ti fai. Sì. E mi annazzo Gabrielli, stava e cava, non è si vota un matteggio. No, ti ho dato un corpo e matteggio, una testa. No, ma i Dante nasce a Venezia. Non ti dà la sa passare. Non mi dà la stata passare. Mi piaceva, fu troppo raro. Poi a volte se c'era, ripeto, si vanno rendendo prima, che viaggiante e scollegamento si vanno a pago. Niente da Santa Giusta, da Sabato a Merì, croccata no, in domo, e poi magari di più andare a cantare. Dopo questa gara, croccata no, allora si pigliava questo viaggio, comprendi, si pasiava. Poi sa generazioni prima di lui, tu hai cominciato a cantare in palco negli anni 80,
Ma questo che cantante prima mi sta contenti che non fia come quando ha cantato tu, che tenia questa possibilità di sa macchina, in mezzo pubblico, se tutto canto. Questo mera di questo sono andato a piedi, ci poneva 3 giorni per arrivare in suo luogo. Viaggiando a treno, vinse sul luogo per la canta. Zio Gabriele andava a Selle che sa cantare, per esempio, cosa contata adesso e tutto, quando si cantava. Veniva da treno, vinse da San Luristato, da San Luristato a Pei, a Selegas. E canto ci poneva ad arrivare a Pei. Ci voleva parecchie ore sicuro, o dia addirittura. Però non ti va tanta coità, quanto gusto sul tempo. Dunque, un'altra cosa, un'altra curiosità, tu hai chiesto del Mimmo che accompagna da Sa Fisarmonica, sempre preciso, è un Mimmo da poca sempre che stiamo di adero su con mera ammirazione, poi su via attento, ascoltare bene i scantatori, cercare di tuppare su spazio, catturare fra su e satro, bene, donare questo ritmo giusto e seguire su poeta, insomma, bravo di adere. Su poi mi ha dato altri fisarmonicistas che tanti accompagnano, ma tu hai mai cantato con i sonos de canna, con i launeddas? O sempre a fisarmonica? Ci vengo a dire una cosa a proposito, ho cantato con il suono di canna pure, non in gara completa, a cantare a sopra. Grazie a decoro a chi si fa sa melodia e a chi ne si prodiga da positivo di accompagnare. Un saluto dono e a sa destra mia, poi non mi traisci di no traisci già mai. Case usa ricoso de guda maestria, guda chinara provincia si de pi rispettai. Is poeta de mutetusu e de gusta genia, cadus potu in su goru e no du solo cancellai. Sicuro che non fu anta che su mutetu cosa mia, ma su mutete dus revivi solo saludai. Assumma kudu vade usu me in sabati mia, a undi si usata e i garasa fai. Saluto questa gente e chi ci riunia, si augura trusano su questa festa poi vai. Chissà tu di Gesù e Giuseppe con Maria, assumma quanta rotta e desiderio di incontrare. Si va sei sa vita con saluti e allegria, e sa cantate da nostra prego da registrare. Per quanto riguarda figlio mio, questo accompagnamento, questo due volte del dono su di accompagnare questa repentina, poi ti di Don Augusto, poi quando fu piccolo, infatti già sapevo la fotografia che ti fa subire, piccolo da piccolo denuda e porta da già questa fisarmonica in mouse, non fatica sentire dire, è una cosa che... sì, lo devi in suo sangue. Io cominciavo a accompagnare a tu in gara, mi pare a 18-19 anni. A 18 anni. A 18 anni. E dunque Sanguni si battiare in su palco, via tremi, ci ha dato, insomma, poi ha fatto di carriera e di esperienze. No, già mi ha accompagnato me. Sì, cioè quasi 30 anni, insomma. Quasi 30 anni, sì. Quasi 30 anni, bene. Quasi Però ecco, 30 mi sta a scantare pure a solo de canna, non in gara completa, no? No a gara completa. E come te tu a cantare con i solo de canna? È più facile, più adesso difficile? mancano queste abitudini, però mi pare che prendi de bruso, lo sforzo che fai cantando con il suono di canna, pare che lo trasmetti a su chi è suonando, ti pare che traballando meno su chi suona il suono, invece non è vero.
è un'impressione adesso che canta. Ma mi ci canta con sul ritmo, mi ci canta bene. Questa cosa bella, questo dono umano che tenesi, vosato, che tenis tu e Fisio Caddeo, cantatori in Mannus, poeta, improvvisatori in Mannus. Mi pare che potevo serrare questa regione, poi Taddeo e Mannai, a Massimo te mandai pago un'altra cantadedda cosa tua, poi serrai questa trasmissione, ci fatevo biri tutto in titolazioni che ne ha traballato in questa trasmissione, poi Taddeo fatta, poi sa regione tutto, Casa Giuda, da Masa Giuda, da Marco Loi, Massimo Pinna, poi sa produzione di Sardegna di Nicole, e dunque in questo titolo si poteva tornare grazie a tutto. Devo grazie a tu che mi ha scombinato a Dommu tua, mi ha fatto conoscere meglio su questa carriera cosa tua, che esti d'importo umano, poi tu sa Sardegna, posso cantare sa repentina su riferimento umano sestui, e per me è stato un onore umano essere noi in Dommu tua a chi se ne con tu. Poi Tadinao sa beritari. Devo adesso 35 anni ormai che ho cominciato in questo mondo delle tradizioni, dei canto sardo, con Sardegna canta, canto Gianni Meda, Bonanima, mi è da Serriavo presentare in 86, e devo conosciuto tante persone che punti vegna, che ho attoviato in tutti questi anni, due persone che a me mi hanno toccato su coro e che tengo grande ammirazione. Una è Remo Ru e l'altra è Nea Danese, due poeti che per me punti isprusmanno che devo mai incontrare, come uomini e come poeti. E dunque tengo di avere un pregio umano del impegno in noi a Dommu tua che stiamo con tu. E dunque grazie ancora. Su pregio non tu, è tutto su mio. Non tu credi che mi poti, se 10 potevo andare, che mi poti sfogare e a fare un racconto adesso che ho fatto in questo 40 anni di carriera. Bene, intanto poi i nostri amici, stimados, che si seguono ogni gira, ogni domenico, e poi in replica spuro, ma sta domenica sapremo di che trasmettevo su questa trasmissione a 9 ore di America, ma poi in tutta la giornata poi cambia e andano a trasmettere e tutto in replica, e poi che sarà sicuro mi fa piacere, ma se ci intra e uso a topiare un altro artista della terra nostra, e dunque se ci fa piacere si via uso domenica e tutto. Capo differenti, io donnia presenti sia sardo o de Bologna, io presenti donnia che me canti ascoltai, tu so via salutai con Isabella repentia, salutai tu so via quando faccio su modello, che ti faccio peso bello, questo meritato t'aveo, su peso fatta i scafi, uolinai giusto, saci buona buon mosto, i vari case braccia, a te mosto buono saci, e che hai fatto un mestiere, hai scritto su paperi candide nei diritto, e in su paperi scritto cado dentro sa memoria, mura vera dessa storia, ma sa storia vera, dessa storia mura vera, oi sa sagrada fatto, passo passo cimbatto e agoi spunto lasso, e cimbatto passo passo e si torna saludai, a tu sanno da fai tu saluti e allegria.